Puggioni, meglio Puggioni, Scuderi mentre fatica a tornare sui primi Madonia, ed è Puggioni, 10:36, buono il tempo, e dovrebbe essere un tempo buono sotto tutti i punti di vista perché il vento non sembrava forte. Corsia 1, Manuel Carcassi, corsia 2, Carlo Chiena, si spera di rivederlo sui suoi livelli che potenzialmente vale. Angelo Cipolloni bene in semifinale in corsia 3, Giorgio Marras non c'è in corsia 4, quindi ha rinunciato il sardo, parte bene Cipolloni, poi in corsia 5 Puggioni, lotta fra il reatino Cipolloni e Giovanni Maria Puggioni, poi Meli, Colombo e amici, Cipolloni e Puggioni, Cipolloni e Puggioni, Cipolloni e Puggioni, meglio il primo, 20-80, Angelo Cipolloni al titolo italiano, l'abbraccio fra Cipolloni e Puggioni, e poi arriva anche l'ex campione europeo juniores col numero 23, il milanese Andrea Colombo, che potrebbe essere al terzo posto. Seguiamoli in terza corsia Cipolloni, peccato che Giorgio Marras, che lotta ormai da troppo tempo con i problemi fisici, acciacchetti, strappetti, non si sia presentato a questa finale, altrimenti sarebbe stata davvero una gran bella lotta a 3, 2 sardi, e sono Giovanni Puggioni che arriva secondo e Angelo Cipolloni che riesce a vincere in questo 20-80 che potrebbe anche essere modificato. Quest'anno il 20-81 di Giorgio Marras come miglior risultato in Italia.